Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Controtempo, focus sulla provincia di Gorizia. Il direttore già ci ha cambiato la location e quindi oggi siamo sui Trespoli. Gradito ospite di questa seconda puntata Diego Bernardis, oggi consigliere della Lega in regione, già sindaco di Dolegna, già consigliere provinciale e oggi anche presidente della quinta commissione permanente, la commissione enti locali. Presidente, posso darti del tu? Ci mancherebbe, dovere. Abbiamo condiviso insomma qualche anno nella sala del consiglio provinciale e proprio quella parola, provincia, oggi ritorna nei nostri destini. Quella volta eravamo noi, io ero in maggioranza sotto il fuoco amico della legge 26, della riforma Pannontin. Oggi Diego, tu che rappresenti, devo dire la verità, lo stai facendo bene, l'Isontino, ti trovi anche tu ad avere una bella gatta da pelare con la riforma degli enti locali e con l'ipotesi di soppressione della provincia di Gorizia. Certo, innanzitutto io ringrazio dell'invito e saluto naturalmente tutti coloro che ci guardano. Effettivamente mi trovo in una situazione un po' particolare perché da rappresentante del territorio isontino devo tutelare quelli che sono gli interessi della nostra ex provincia, ma devo anche dialogare e confrontarmi con quelle che sono le idee progettuali dell'assessore alle autonomie locali, che fa parte del mio movimento, l'assessore Pierpaolo Roberti, il quale, come è stato detto più volte in questi giorni, ha lanciato delle proposte che sicuramente trovano come dire, il consenso dalla parte economico e produttiva della provincia, o perlomeno di una parte, ma non trovano naturalmente il consenso e il conforto da parte della gente e dei cittadini della provincia di Gorizia, che a più riprese si sono lamentati attraverso i propri rappresentanti istituzionali. Quindi la situazione è sicuramente come dire, delicata e sarà, come dire, un percorso abbastanza lungo, abbastanza discusso e che mi auguro comunque il più partecipato e coinvolgente possibile, perché dobbiamo dare voce, come è sempre stato detto, a tutti quanti e soprattutto ai cittadini che ci hanno votato. Tu, Diego, come ribadisco, ti va reso merito di questo, hai preso una posizione abbastanza netta, abbastanza forte, nel senso, nonostante lo stare in maggioranza non sia mai semplice, come hai ricordato, sei stato forse la voce più chiara in questo momento, sapendo di avere anche un ruolo un momentino chiave e strategico. Io potrei chiederti subito, Diego, se la portiamo a casa questa benedetta unità, ma mi hai già risposto, insomma sarà un percorso complicato e probabilmente ancora tutto fluido e in divenire. Assordante invece è il silenzio di altre componenti della vostra maggioranza, nel senso, io purtroppo ho dovuto rilevare insomma che Ziberna è partito un momentino a rilento e nonostante una presa di posizione netta di Cisint, adesso Cisint è un momentino secondo me troppo silenziosa. Cosa ne penso? No, la verità è che l'intervista famigerata rilasciata dal mio assessore, dall'assessore alle autonomie locali, ha un po' sparigliato le carte, nel senso che ha preso un po' di sorpresa e ha colto impreparati sia il sindaco Rodolfo Ziberna e sia la mia collega amministratrice e sindaco di Monfalcone Anna Cisint, che sono naturalmente i due centri più popolosi della ex provincia di Gorizia. Questo non significa che, nonostante non si siano magari dichiarati subito battaglieri, ma più diciamo indirizzati verso un confronto, verso un dialogo, non siano convinti che la provincia o la ex provincia di Gorizia debba essere tutelata nella sua integrità, nella sua interezza, debba essere salvaguardata e che da lì si parta. Infatti non più tardi di circa 2 settimane fa è stato organizzato un incontro proprio dal sindaco Ziberna presso la città di Gorizia, in cui sono stati più o meno chiamati a raccolta
tutti i rappresentanti istituzionali, in questo caso soprattutto del centrodestra, e in quella sede tutti quanti hanno espresso la loro, diciamo, contrarietà a un'eventuale ipotesi di provincia unificata o allargata assieme all'ex provincia triestina, denominata, o così si dice, Isontino-Giuliana o della Venezia Giulia, così come si sono detti contrari a un'eventuale ipotesi di città metropolitana di Trieste che in qualche modo allarghi il proprio perimetro istituzionale e amministrativo all'intera ex provincia di Gorizia, a grado compreso. Quindi non è vero che non si sono pronunciati, semplicemente sono stati, diciamo, più cauti dal punto di vista politico istituzionale di quanto non lo siano stati altri esponenti. Come tu sai, questo mi conforta, nel senso che, come ho avuto anche modo di dire nella puntata precedente, io penso che questa sia una battaglia, la chiamo così, che non abbia confine politico, nel senso deve essere una battaglia del territorio e per il territorio, quindi in questo momento, nonostante io abbia opinioni politiche molto diverse dalle tue, tu rappresenti anche me, nel senso rappresenti anche gli interessi di tutta una comunità di persone anche che non ti ha votato. La partita comunque, lo sappiamo tutti, è complessa, ci sono scenari di sottofondo che tu hai ricordato, economici, che hanno già deciso probabilmente o che spingono in quella direzione. Ci sono maggioranze che rischiano di cadere se qualcosa dovesse andare storto. Quindi, Diego, due cose. Abbiamo pensato a un piano B, nel senso, qualora si arrivasse all'inevitabile, avete pensato a una legge elettorale che possa dare al nostro territorio le giuste garanzie di avere ancora l'autorevolezza di poter incidere e decidere, di poter ancora parlare per sé? Allora, ci sono varie idee in proposito e naturalmente degli spunti sui quali si può lavorare. Non più tardi della giornata odierna, di questi giorni, ci saranno degli incontri, e in particolare l'assessore alle autonomie locali incontrerà una rappresentanza di sindaci appunto per dialogare su queste opzioni, e prossimamente comunque ne seguiranno altri, perché in realtà non se ne farà solo uno, ma se ne faranno più di uno. Detto questo, il cosiddetto piano B, innanzitutto noi e anche io stesso ho ribadito che bisogna partire da quella che era, diciamo, l'estensione territoriale dell'ex provincia, quindi da lì si parte senza doverla smembrare, come purtroppo è accaduto nel recente passato con la riforma degli enti locali fatta dal governo di centrosinistra che ci ha preceduto, la riforma della legge regionale 26/2014, che ha creato le UTI e che di fatto ha diviso la provincia di Gorizia in due UTI, quella della destra Isonzo e quella della sinistra Isonzo. Quindi non vorremmo rifare naturalmente questo tipo di errori. Un'altra opzione sarà quella eventualmente di valutare, e questa è stata un'idea, uno spunto che è nato nei dibattiti e nei confronti proprio di questi giorni, quello eventualmente di allargare eventualmente la ex provincia di Gorizia, perché tanti sapranno che dal punto di vista storico-culturale ma anche religioso la diocesi di Gorizia ha la propria estensione territoriale anche verso i territori del Cervignanese, di Aquileia, ma anche verso Trieste in realtà, perché come diocesi arriva fino a Sgonico, se non vado errato. Io lancio una provocazione: potrebbe essere effettivamente come piano B quello di richiedere eventualmente un allargamento, soprattutto verso il Cervignanese, dove i cittadini di quel territorio, di quella parte di territorio che oggi si trovano sotto la provincia di Udine, in realtà per tutta una serie di motivi gravitano intorno a Gorizia, vuoi per l'ospedale, vuoi per naturalmente dal punto di vista anche amministrativo e istituzionale, e questa potrebbe essere un'opzione. Siamo pronti naturalmente a tutti i suggerimenti del caso. Sarebbe questo un restituire invece il mal tolto in realtà, perché quelle zone ci appartengono, il mio cognome, io arrivo da là, cioè la mia famiglia è di Ruda, insomma, e quindi bene o male storicamente c'è questo legame forte con la bassa friulana. Certo. Ma io pensavo a un piano B nell'ipotesi peggiore, ipotesi che potrebbe essere anche verosimile, insomma, che in qualche modo si decida poi di annettere Gorizia a Trieste. Parlavo di una rappresentatività istituzionale forte, della possibilità comunque di fare una legge elettorale che ci garantisca la possibilità di mandare i nostri rappresentanti a rappresentare il nostro territorio in maniera paritetica rispetto alla zona, al triestino.
Certo, nell'eventualità che questa dovesse essere, diciamo, come estrema ratio l'ultima soluzione, effettivamente come istituzioni dell'Isontino, dell'ex provincia di Gorizia, auspico che ci sia messo nero su bianco, naturalmente, che ci sia una forte rappresentatività da parte dell'ex provincia di Gorizia in questo eventuale modello di città metropolitana allargata o di provincia unica. E ad esempio le proposte potrebbero essere quelle che in realtà si sono anche già sentite, il fatto di fare la presidenza in maniera alternata, ovvero che il presidente possa essere in maniera alternata o proveniente da Trieste o da Gorizia, e di conseguenza anche il vicepresidente, il fatto che ci siano un tot numero di rappresentanti, visto che parliamo di ricreare un ente eventualmente di area vasta, di tipo elettivo, quindi con delle elezioni in modo diretto e democratico, quindi dei rappresentanti che garantiscano in numero sufficiente quella che è appunto la rappresentanza, e scusate il gioco di parole, dell'area dell'ex provincia di Gorizia rispetto a quella che è l'area triestina, senza naturalmente fare meri calcoli dal punto di vista demografico, perché sotto questo aspetto naturalmente noi siamo perdenti nei confronti di Trieste. Però se tutte queste garanzie, Diego, e te lo chiedo proprio se vuoi rispondermi, se tutte queste garanzie di cui tu parli, che potrebbero insomma in qualche modo rendere più digeribile lo scenario che per noi è peggiore, se queste garanzie non ci fossero, in quel voto tu come ti comporteresti? Allora, è una domanda forte, bella, naturalmente io non mi nascondo dietro un dito, seppur rappresento la maggioranza, seppur sono presidente della commissione quinta, che tra l'altro avrà l'onore e l'onere di come dire, affrontare questo tipo di riforma degli enti locali, e quindi questo tipo di discussione. Io ho già fatto sapere naturalmente al mio assessore che eventualmente soluzioni che andrebbero a come dire, portare nocumento dal punto di vista mio a quella che è l'istituzione dell'ex provincia di Gorizia mi vedrebbero sicuramente non votare contro, ma sicuramente non partecipare al voto, ecco. Proprio in un tuo recente intervento, che penso fosse la legge di bilancio, insomma, tu molto lucidamente hai ricordato un momentino tutte quelle che potevano essere sia i limiti della 26 che quello che è stato poi l'escursus che ha portato alla cancellazione della parola provincia dal nostro statuto regionale, no? E hai ricordato giustamente... Che però, scusa se posso prego. interrompere, che però bisogna ricordare, è vero che attraverso quella che è stata la riforma costituzionale e anche dello statuto regionale, poi conseguentemente la parola provincia è scomparsa dal nostro statuto, ma è rimasta l'articolo 2 sotto forma di territori provinciali, perché l'articolo 2 dello statuto della regione autonoma Friuli Venezia Giulia si ricorda ancora che esistono i territori provinciali di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste, e questo per il momento ci aveva salvaguardato dal fatto di non vedersi cancellate certe istituzioni che solitamente sono in capo ai capoluoghi provinciali, quali per esempio prefettura, questura, tribunale e quant'altro. Ma volevo chiedere, tu ricordassi in quel tuo intervento che all'epoca, e non parliamo di tantissimi anni fa, il centrodestra partecipò, fu complice del centro-sinistra, tutto sommato in questa volontà politica di cancellare frettolosamente la provincia senza avere un momentino di attenzione maggiore sia per il territorio che per l'ente, che comunque assolveva a funzioni importanti. Insomma, io ne ho avuta una, ad esempio l'istruzione, no? O certo, il lavoro. E lì il centrodestra fu complice, la Lega no, lo so perché ci fu solo la Zilli. L'attuale assessore Zilli, allora consigliere della Lega, fu l'unica che non partecipò al voto in quell'occasione. Quindi in questa seconda riforma, a pochissimi anni di distanza, secondo te si è preso atto? Cioè quell'ente che hanno voluto cancellare così frettolosamente non era poi così inutile evidentemente?
Evidentemente questo è un dato di fatto, perché effettivamente l'ente di Area Vasta, come tu ben sai, visto che hai avuto anche l'onore di rappresentarlo in qualità di assessore, è un ente che ha delle funzioni che i singoli comuni non possono naturalmente effettuare con le proprie risorse, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del personale, e ci riferiamo naturalmente, come già citato, a funzioni di edilizia scolastica, funzioni di viabilità. Queste funzioni, con la riforma della legge regionale 26/2014, sono state nuovamente reintroitate in capo alla regione, ma gli effetti li abbiamo visti, perché di fatto purtroppo, ahimè, le strade non sono così curate come lo erano prima. Dal punto di vista dell'edilizia scolastica, i comuni e le UTI che erano state create non sono state in grado di fare le dovute manutenzioni e fare i dovuti investimenti per naturalmente fare sì che gli edifici scolastici, e le scuole fossero, anche dal punto di vista della sicurezza ad esempio, fossero efficienti e fossero naturalmente ben tenuti. Quindi sicuramente l'ente di Area Vasta è stato cancellato sull'onda emotiva di un sentimento popolare contro la cattiva politica, ma non era l'ente la cattiva politica, probabilmente era chi stava all'interno dell'ente. Beh, non generalizziamo adesso. Adesso naturalmente non era nei tuoi confronti, io facevo un discorso generale, naturalmente ci ricordiamo tutti naturalmente gli scandali di Rimborsopoli o quant'altro, che hanno investito non solo, non nel nostro caso regionale, naturalmente non solo la regione, ma anche istituzioni come gli enti provinciali. Per carità, tu lo sai molto bene, gli anni che abbiamo vissuto noi assieme in provincia erano anni di estrema spending review, e avevamo un presidente istriano che lo era fino in fondo, nel senso, forse sai, si è voluto cancellare, io penso, proprio invece la rappresentanza politica, perché in qualche modo, e non va negato, il presidente provinciale, l'assessore provinciale potevano essere invisi forse a qualche sindaco di qualche comune un po' più grande o a qualche consigliere regionale che magari si vedeva oscurato. Forse in realtà, come diceva il mio presidente, non si vuole cancellare la provincia, ma i nostri posti, diceva lui. Non voglio entrare in questo merito, perdere, visto che è acqua passata. Però diciamo c'è così. un problema invece, che là dentro c'erano delle professionalità che erano i dipendenti della provincia di Gorizia, che si sono visti in qualche modo stigmatizzati, no? Quasi considerati inutili. Certo. Persone che adesso si trovano a lavorare in regione e a fare lavori completamente diversi, che sacrificano la loro professionalità. Ci sarà un problema a riportare queste persone probabilmente dall'ente regione poi di nuovo sul territorio. Quindi la riforma che state pensando è particolarmente complessa da tanti punti di vista. Anche perché è nata effettivamente una diatriba anche su questo aspetto, nel caso si ripristinino le ex province, adesso al di là di quello che è la problematica goriziana, ma parliamo di ex province, quindi anche Pordenone e Udine, e in questo caso Trieste. La problematica del personale è sicuramente una problematica che anche andrà discussa molto in maniera approfondita, perché non si può sicuramente far sì che il personale che attualmente è stato dirottato alla regione vada così, come dire, in maniera autoritaria reimmesso in quelli che saranno i nuovi enti di Area Vasta, così come partendo da quella che è stata appunto la polemica dei giorni scorsi, non si può neanche ipotizzare che quei dipendenti ex provinciali che in qualche modo erano confluiti nelle UTI e che quindi sono al servizio dei comuni che già hanno delle difficoltà di personale e sono con organici ridotti all'osso, possono essere adesso di nuovo dirottati nell'ente di Area Vasta, lasciando sguarnito naturalmente il comune o i comuni. Ho ancora pochissimo tempo, voglio farti proprio due domandine, devi rispondermi velocemente. Ho sentito anche un gran parlare di referendum, di consultazione su questo, una parte lanciata dal PD, cioè provincia sì o provincia no. Un'altra possibile invece consultazione è proprio invece fatta a favore dei cittadini,
con chi vuoi andare, cioè nel senso, se dovessimo veramente arrivare a dover scegliere con chi vuoi andare, vuoi tenere la provincia autonoma, vuoi andare sotto Trieste, sotto Udine, eccetera. So che tu sei favorevole a questa seconda opzione. Esatto. E invece come valuti la presa di posizione del PD sull'autonomia della provincia di Gorizia? La presa di posizione del PD sono effettivamente un po' critico, non tanto sul contenuto di questa presa di posizione, ma sul metodo, perché devo ricordare che il PD stesso è stato il fautore della riforma degli enti locali precedente, della legge 26, e il PD stesso è stato colui che di fatto ha smembrato, come dicevo prima, in 2 UTI la provincia stessa. Quindi adesso che faccia una critica così aspra e che prenda una posizione quasi morale nei confronti del centrodestra mi sembra alquanto singolare, quindi sono un po' critico nei loro confronti. Ho avuto modo di dire anche io a loro che sono un po' critica nei loro confronti, perché in realtà purtroppo la svendita è cominciata dalla provincia di Gorizia probabilmente tanti anni fa, proprio per interessi politici non afferenti solo al PD, ma sicuramente poi la 26 ha aperto un'autostrada, certo, alla campagna acquisti. Ti inviterò un'altra volta a parlare di una cosa che sta a cuore a te e sta a cuore ovviamente anche a me, perché riguarda il nostro bellissimo territorio. Adesso dobbiamo soltanto fare un piccolo accenno al protocollo che quando eri sindaco hai firmato, insomma, con i comuni di Cormons inizialmente, se non erro, di Medea e di Capriva, che adesso e di San Floriano. E di San Floriano, che si sta allargando, esatto, e che hai saputo poi anche promuovere. Se vuoi soltanto dare un accenno di cos'è quella buona pratica che state cercando di portare avanti sul nostro territorio. Certo, è un modello proprio di condivisione a livello istituzionale tra vari enti, in questo caso comuni della realtà del Coglio, che secondo il nostro punto di vista dovrebbe diventare il modello per il futuro, ovvero una condivisione e un protocollo firmato volontariamente, a differenza di come era stata imposta la riforma precedente alle UTI, per condividere servizi, per condividere funzioni, per condividere anche progettualità. E a questo proposito proprio la salvezza, secondo me, di quella che è la provincia isontina e di tutto il territorio sta nelle progettualità. Ricordo questo protocollo dal punto di vista istituzionale, ma ricordo anche il GECT, ricordo Gorizia adesso che si sta muovendo come prossima capitale della cultura con Nova Gorica, ricordo la candidatura UNESCO Coglio Burda. Ecco, tutte queste progettualità sicuramente sono degli obiettivi importanti. Se noi dovessimo, come dire, non riconoscere al territorio della ex provincia la sua integrità, la sua importanza, la sua identità, andremmo a colpire anche questo tipo di progettualità che vedono la valorizzazione del territorio, ma anche un futuro migliore per tutti i cittadini e per tutti gli abitanti dell'ex provincia. Magari di questo tornerai a parlarci in un secondo momento da Presidente della Commissione Enti Locali, proprio perché, come ragionavamo prima, Aster, poi buttati via, adesso questi protocolli, io non capivo, poi quella volta in cui abbiamo anche discusso di questa cosa, ma tu ragionavi già in un'ottica di superamento delle UTI, insomma. Sono diciamo, esempi di buona amministrazione di cui è bene parlare, certo, ed è bene che le persone conoscano questi esempi di buona amministrazione di cui l'Isontino si è fatto promotore, indipendentemente dalla parte politica, perché poi i 4 sindaci hanno anche orientamenti diversi, insomma. Adesso devo andare a chiudere, Diego. Io non posso che augurarti un buon lavoro, so che sarà un periodo per te molto impegnativo e ovviamente sai che da questo punto di vista hai il nostro sostegno, nel senso di tante persone, anche della mia parte politica, che però si sentono fortemente isontine. Spero che vorrai tornare a raccontarci poi come sono andate le cose o a raccontarci delle novità se ce le hai, e ti ringrazio anche per avermi dedicato, insomma, questo tuo tempo prezioso in questa nuova esperienza. Ti ringrazio e sono io a ringraziare voi e naturalmente tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buon lavoro, grazie, Diego. Grazie.